Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento e nuova settimana con Buongiorno 131, lunedì 20 aprile e puntata numero 133, ma non può iniziare la settimana senza dare il buongiorno al direttore Francesco Aresu. Ciao Fra, ben trovato. Dica 33. 33 trentini andarono a Trento, tutti a 33. Entrarono. Se no non c'è il 3. Come andiamo? Come ça va? Ma bene, diciamo che bene. sportivamente parlando abbiamo vissuto tempi fine migliori. settimana più allegri, insomma, perché, cioè, grande veramente, Matteo, il nostro bomber di stasera. come si dice in tedesco, un disisperu, perché verso il Cagliari la Torres ha pareggiato e va a giocarsi la salvezza in casa dell'Arezzo domenica, con l'Arezzo che deve vincere per salire, per la promozione diretta. La Dinamo che perde di 20-19 in realtà contro Venezia, è una partita che era la partita della vita e l'ha persa, praticamente è stata dominata dall'inizio alla fine, per cui insomma il professionismo sicuramente non dà grandi speranze, ecco, da questo punto di vista. Però vabbè, è stata la promozione dell'Ossese in Serie D, la storica prima promozione dell'Ossese in Serie D, e ne parleremo tra poco con uno degli artefici, ovvero Carlo Cotroneo, l'allenatore della squadra bianconera. E in Serie D ha vinto l'Olbia, meno male, perché insomma si è tolta dalle ultime due posizioni che valgono la retrocessione diretta e può lecitamente sperare di giocare i play-out. Per cui vabbè, ripeto, il nostro lavoro è raccontare tutto, che sia un bel vivere o un brutto vivere, per cui ci tocca raccontare sempre. E tra l'altro stasera, ritornando un po' al discorso Serie A, stasera ci sarà l'ultima gara della 33esima giornata, Lecce-Fiorentina, si vedrà, insomma, la Cremonese ha pareggiato 0-0. Leggevo prima sul gol di Baschirotto, Traccari diceva pare ci sia stato un picco di consumo di carta igienica ieri al gol di Baschirotto. Anche qui rivedibile, non lo so se era da annullare. Ma non lo so. Mi sono sentito con il mio collega di Cremona, insomma non era contentissimo, giustamente direi, non lo so. Siamo proprio al limite, Fra. Vabbè, mezzo e mezzo, come al solito, mezzo e mezzo. Io penso che se fosse capitato a favore di un'altra squadra, tipo di una big, magari contro la Cremonese, non ci sarebbero stati grossi dubbi, ma siccome la Cremonese conta quello che conta, perché chiaramente la neopromossa, bla bla bla, e quindi però questa è la storia. Allora, in generale sento che la stampa sportiva e molti canali non inseriscono il Cagliari nella lotta a salvezza, cosa che non è ovviamente visto il calendario. Beh, in generale, anche io l'ho notato questo,
la lotta la vedono tra Cremonese e Lecce, con il Cagliari che deve stare attento. Ecco, questo è un po' quello che si sente a livello nazionale, perché penso che a livello locale mi pare che tutti mettano comunque ancora in corsa il Cagliari per la salvezza. Violetta, buongiorno a te, ben trovata, buongiorno a Pier Giorgio. È stata la Primavera battendo il Cesena, è vero? Dimenticavamo la bella vittoria del Cagliari Primavera col Cesena 2-0, importantissima in chiave salvezza. Leon King Sardegna dice: buongiorno, cosa sapete del nuovo socio della Lind? Poi qui magari ne parleremo meglio con Ivan Paone nella seconda parte. Ma è un investitore, uno di quelli che ha investito, siccome italiano fa più notizia rispetto ad altri, insomma, ha sicuramente un bel background nello sport italiano, perché insomma sua famiglia è stata, parliamo di Edoardo Bulgheroni nello specifico, sì, esatto. È stata al vertice della pallacanestro Varese ed è tuttora proprietaria dell'impianto dove gioca la pallacanestro Varese, e la sua foto su LinkedIn è abbastanza eloquente, nel senso che c'è la foto del rendering del nuovo stadio di Cagliari, quindi immagino che sia uno di quelli che vuole investire nello stadio, per lo stadio, visto che appunto si occupa anche di immobiliare nella sua vita, e quindi insomma, tutto qua. Bene. L'idea è che abbia avuto più eco la sua figura, oltre al fatto di essere stato citato da Giulini nella Gazzetta, ma poi, ripeto, è un italiano, quindi fa più eco la sua presenza nel gruppo di investitori rispetto magari a un imprenditore americano X, ecco. Semplicemente questo. Dicevo, quindi stasera si conclude quindi la Serie A con Lecce Fiorentina, e poi sarà una lunga settimana perché il Cagliari rigiocherà lunedì prossimo, quindi il 27 aprile alle 18:30 contro l'Atalanta. Quindi in questo caso il Cagliari sarà l'ultima squadra a sapere, a meno che non mi stia sbagliando, non mi ricordo chi c'era lunedì sera. Dove? Lei gioca alle 18:30, quindi immagino che c'era un'altra, sì. Aspetta, questa l'avevo persa. No, vabbè, un Lazio Udinese, quindi niente. Il Cagliari sarà l'ultima a giocare la prossima giornata, perché la Cremonese anticiperà venerdì contro il Napoli allo Stadio Maradona, e Lecce giocherà sabato alle 20:45 a Verona. Quindi un Verona-Lecce. Questo è un po' le prossime due partite, però vediamo che cosa farà stasera Lecce-Fiorentina. Ricordiamo che anche la Fiorentina non è ancora salva, quindi si spera insomma che possa giocare per i 3 punti. Salutiamo anche Andrea, ben trovato, ciao Andre. Buongiorno anche a Max. Poi Traccada dice: un Giulini un filo troppo ottimista, direi. Orario fatto apposta per i barbieri, esatto, Marco, alla grande. No, che non viene, no, ha deciso che ha preso le scarpe al chiodo. Ce l'ha con te. No, per adesso no, poi vedremo. Aspettiamo tempi migliori. Esatto. Ci vuole ancora un po' di tempo. Allora, che parità, cos'è sta cosa dall'Inter? Non sento nulla. Avremo modo. Allora, volevo farti una domanda, sul discorso appunto della salvezza, perché questo è appunto un tema. È vero che a livello nazionale viene dato un po' una corsa a 3, a 2 tra Cremonese e Lecce, però vedendo anche un po' il calendario del Cagliari, vedendo anche un po' le prestazioni, perché adesso al di là di tutto, al di là della vittoria con la Cremonese, del primo tempo contro l'Inter, è comunque un calendario non semplicissimo. Bisognerà capire l'Atalanta come arriverà a Cagliari. Ricordiamo che giocherà mercoledì il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Ci sarà un Torino-un Udinese già salve, il Bologna che ieri ha perso contro la Juventus, è uscito dall'Europa, quindi il Bologna cercherà inevitabilmente di trovare in qualche maniera modo di arrivare almeno alla Conference. E poi ci sarà il Milan, insomma, all'ultima giornata bisognerà capire lì un secondo posto ancora, secondo, terzo e quarto posto ancora tutto aperto. Quindi insomma è un calendario non semplice da parte del Cagliari rispetto anche a Cremonese e Lecce. Sì, anche è vero che però io la Cremonese, cioè al di là del gol di Baschirotto e via dicendo, fatto contro un Torino che
mi è sembrato abbastanza disposto, un po' come era il Sassuolo contro il Cagliari, a non fare la partita dell'anno, diciamo così, no? Per cui, insomma, non lo so, sinceramente, è vero che il Cagliari ha un calendario pessimo rispetto alle altre, ma le altre, vedremo stasera il Lecce, poi magari stasera il Lecce vince 4-0 con la Fiorentina e rimette tutto in discussione, ma vedendo un po' quello che è stato, insomma, il Cagliari rischia di salvarsi per demeriti altrui, ecco, più che per meriti altrui. E Sono d'accordo. così. Pertanto, insomma, Tra l'altro, non saprei. ieri mi aspettavo, ti dico la verità, mi aspettavo che comunque Montella, che era ospite agli studi di Sky, facesse almeno una menzione su Chilixo, invece non c'è stata alcuna menzione, si è parlato solo esclusivamente di Ildiz. Questo è un po' anche a conferma del fatto che quella convocazione era una convocazione simponata, ma poi effettivamente Chilixo ritornò in Under 21. C'è stato tanto clamore anche rispetto a questa risposta, e se ne parlerà sicuramente in settimana, ovvero sull'utilizzo di Clixoi, che ha diviso un po' la piazza. C'è chi dice perché credere alle parole dell'allenatore, che vuol giustificare il fatto di non utilizzare Clixoi. Perché non credere alle parole dell'allenatore? Cioè fare sempre lo stesso discorso, perché allora, Sì. cioè, se noi dobbiamo mettere sempre comunque in dubbio tutto, allora non facciamo le vale conferenze tutto. stampa, non andiamo non parliamo non solo con l'allenatore, ma in generale anche con dirigenti e quant'altro. Mi sembra che, cioè, anche a freddo, dopo quello che ho detto già a caldo, mi sembra che, insomma, che come sempre, come spesso succede, soprattutto quando le cose non vanno benissimo, necessariamente si deve cercare sempre qualcosa da insomma, hai una risposta ma non ti va bene, chiedi la risposta ma la risposta non ti va bene, quindi, cioè, mi sembra anche che ogni tanto servirebbe un po' più di equilibrio in generale, perché allora, se tutti il leitmotiv delle ultime settimane è perché non fate la domanda, a parte che non è vero perché era sempre stata È fatta, sempre stato solo che le fatto. risposte erano sempre state elusive. Grande. Fatta la domanda, no, però ma non bisogna credergli, perché non è vero, perché, cioè, e allora arrivati a questo punto, ripeto, non lo so, ma così come state inondando sul discorso della polveriera, dello spogliatoio diviso, io parlo come sempre solo di quello che so. Non ho notizie certe rispetto a questo, quindi io non mi metto a dire cose che non so, magari altri le sanno, beati loro, che hanno fonti migliori, e basta. Io analizzo semplicemente da fuori il fatto che comunque ci sono state delle risposte, insomma, anche di alcuni giocatori di un certo tipo, che possono essere positive o meno. Ci sono delle scelte da parte dell'allenatore che io condivido, che ho condiviso di più rispetto ad altre, ma poi, insomma, cioè, sempre a voler cercare il negativo, il sospetto, il complotto, la dietrologia a tutti i costi. Cioè, io ripeto, se ho notizie, lo sapete, non me le tengo. Quindi, se non abbiamo mai parlato con certezza di queste cose, ma le abbiamo sempre semplicemente derubricate a indiscrezioni o a voci di corridoio, a voci che girano sui social, insomma, ma ripeto anche che tendenzialmente qualche settimana fa si diceva che lo stadio non si sarebbe più fatto, e stiamo vedendo invece andare tutto in una direzione diversa, quindi, nel senso, tutti siamo fallibili,
Noi in primis, io in primis, se io ho la notizia ve la do, state tranquilli. Non me la tengo sicuramente perché non mi serve a niente nascondermela in tasca, ecco. Quindi se io non ne parlo, se noi non ne parliamo, è perché evidentemente noi non abbiamo questo tipo di notizie. Se altri ne parlano, evidentemente hanno notizie diverse ed è giusto, facendo questo mestiere, che le diano. Poi che siano vere, che se non siano vere, che siano vere al 50%, al 70% e quant'altro, io non lo so. Quindi io mi attengo a quello che so. Anche perché già spesso ci vengono messe in bocca cose che non diciamo, ci mancherebbe soltanto che poi si andasse oltre anche con sospetti, complotti, dietrologie e tutto. Io penso che come in tutti i gruppi, come in tutti gli spogliatoi, ci siano, cioè, non ho mai visto un gruppo totalmente unito verso l'obiettivo, neanche il Cagliari di Ranieri della Serie B. Poi quello che abbiamo visto noi era quello che volevano farci vedere, e quello che appunto, non essendo dentro quotidianamente, le cose non si potevano sapere. Credo che ci siano delle dinamiche abbastanza normali. Può essere che ci sia magari sicuramente qualche malcontento da parte di qualche giocatore che gioca un po' meno, o che appunto magari è stato schierato in ruoli in cui non era abituato a essere schierato. Però da qui a parlare di spogliatoio spaccato, di polveriere, di tutto, cioè senza notizie certe ed evidenti, io gossip non ne faccio, ecco, tendenzialmente. E ripeto, non vuole essere un attacco a colleghi molto più esperti, come in questo caso Bruno Corda, visto che lo citiamo, visto che lo state citando costantemente nei commenti. Assolutamente rispetto tantissimo il suo lavoro, la sua storia e la sua professionalità. Ripeto, se lui ha queste notizie, fa bene a darle, perché è giusto che, se sono notizie reali, che le dia. Io non le ho e non le do, molto semplice. Quindi questo è un po' il discorso generale sul discorso spogliatoio. E poi, tornando alla partita di venerdì e cercando di guardare un po' palla lunga, insomma, per il futuro, qualora, l'ho già detto e lo ripeto, qualora questa squadra si dovesse salvare, come io penso e spero, saranno necessarie, poi lo chiediamo anche a Ivan questo, sarà necessario rivedere alcune scelte a fine stagione in vista della prossima, nel senso che comunque cioè, mi pare evidente dopo 33 partite che, tolte tutte le attenuanti possibili date dal fatto che, per esempio, appunto la famosa inesperienza di Pisacane, l'inesperienza di alcuni giocatori e tutto, mi pare evidente che il rendimento e il risultato di questa squadra quest'anno potesse essere migliore rispetto a quello che è stato. Nessuno penso che possa dire il contrario su questo. Così come comunque, insomma, è assolutamente normale dire anche il contrario, cioè che si poteva fare molto, molto peggio viste le situazioni. Gli errori ci sono stati sottolineati costantemente. Io torno sulla formazione iniziale di Milano. Io non avrei messo Borrelli, ve l'ho detto, l'ho anche scritto, però non le faccio io le scelte, non sono io l'allenatore, mi posso giusto limitare a commentare un po' quello che succede, ecco, diciamo così. Poi per il resto vedremo. Però dico, per l'anno prossimo, cioè, questo è il mio pensiero, poi magari mi sbaglio, sicuramente mi sbaglio. Fondamentalmente, se si continua con Pisacane, bisogna dargli una squadra che possa effettivamente rendere per quelle che sono le sue esigenze.
Se non si vuole continuare con Pisacane, si sceglie un allenatore che possa però dare una direzione, perché qualcuno diceva il bravo allenatore è quello che si adatta ai giocatori che ha. Vero, ma oramai stiamo andando in una direzione di un calcio che punta molto invece sull'allenatore, punta molto su quello che è anche il lavoro e il contributo che può dare l'allenatore. Se si vuole costruire qualcosa di duraturo, la direzione che va presa per me non è quella di prendere un gestore, uno che insomma fa viva la giornata come il Cagliari è stato abituato a fare di fatto negli anni, ma serve un'idea, anche perché il Como è diventato Como non solo grazie a Fabregas, ma soprattutto grazie a Fabregas, perché sposando le idee di un allenatore, prendendo i giocatori giusti e adatti al suo modo di giocare, il Como è diventato quello che è diventato. E faccio un altro esempio: la Juve rinnova Spalletti per l'anno prossimo, si sta già parlando ovunque di una profonda rivoluzione. Perché? Perché giustamente Spalletti dice: se io resto, io voglio giocatori che siano adatti al mio modo di giocare. Il mio modo di giocare, certo. Quindi per l'anno prossimo, ripeto, questo non vuol dire che debba essere necessariamente confermato Pisacane. Io personalmente, al netto di tutto, come dice lui, lo confermerei. Più che altro perché se no mi sembrerebbe l'ennesimo anno buttato senza, cioè per vivacchiare così, cosa hai seminato se poi alla fine non confermi l'allenatore. Però, ripeto, se confermi Pisacane gli devi dare una squadra che giochi come vuole Pisacane, che poi il gioco di Pisacane sia divertente, sia noioso, sia piacevole, sia condivisibile, tutto quello è un altro discorso, perché lì entriamo nel discorso del gusto. Ma ormai, purtroppo in questo momento, vedendo la situazione, il gusto l'abbiamo dovuto mettere da parte, perché ora ci sono altre priorità, diciamo così. Per il futuro, ripeto, servirà una squadra, ripeto, che resti Pisacane o che arrivi il Farioli di turno. Ovviamente Farioli è fuori budget, però dico, per fare un nome di quelli che piacciono a tanti, necessariamente serve dargli una squadra che sia utile al suo modo di giocare, perché se no, ragazzi, noi ci ritroveremo il 20 aprile del 2027 a commentare, se tutto va bene, l'ennesima salvezza strascicata, faticosa, con picchi emozionali e altro. Sì, infatti l'ho detto apposta a Scigni, cioè il Farioli, perché l'altro giorno hanno citato De Zerbi, quindi insomma, per farvi capire, cioè, è chiaro che quelli sono un po' fuori budget, giusto, vagamente fuori budget, però il discorso è prendere un allenatore che abbia comunque un'idea di gioco, ma io ve lo dico anche dall'estero, anche dalla Serie B, anche dalla insomma, però che abbia effettivamente un qualcosa. La cosa che, ripeto, Pisacane aveva all'inizio dell'anno, che aveva avuto l'anno scorso, un'idea di gioco c'era. Può piacere o non piacere, però c'era. Quest'anno, per 1000 motivi, cioè adattarsi a una categoria nuova, adattarsi a un gruppo di adulti. Ripeto, quest'anno le attenuanti ci sono tutte, per quanto mi riguarda. Poi magari potete non essere d'accordo con me, però per me ci sono le attenuanti per quest'anno. L'anno prossimo non ce ne saranno, o meno, o meglio, ce ne saranno molte meno, chiaramente, perché non hai più il bonus da giocarti, il jolly da giocarti del primo anno in Serie A. Credo che questo sia abbastanza evidente. E per rispondere a Bizio, che diceva, prima mi chiedeva che tipo di squadra servirebbe, secondo me, a Pisacane, eccola qua. Sicuramente servirebbe una squadra che ricordi un po' quello che era stato il suo Cagliari dell'anno scorso, cioè una squadra con esterni. Se tu devi giocare in ripartenza, fondamentalmente ti servono giocatori di grinta e di ordine a centrocampo, ti serve una difesa solida e rapida,
e ti serve soprattutto un attacco veloce e Veloce, possibilmente rapido. cinico. Ok, Che quindi sappia saltare l'uomo e uno che segna. esterni Effettivamente. rapidi che sappiano anche segnare. E magari un attaccante o due attaccanti centrali in grado di darsi il cambio, e possibilmente magari uno tecnico e uno di fisico, perché ci saranno poi le partite in cui ti serve anche il pivot. Per cui, cioè, anche di questa squadra qua, per esempio, ci sono dei giocatori che per me potrebbero anche andare bene nella conferma. Però, insomma, è chiaro che alcuni giocatori quest'anno si sono rivelati, secondo me, non completamente adatti a quello che è il livello che serviva, secondo me, per cercare di fare bene. Perché comunque, cioè, io non sono d'accordo cioè, né con chi dice questa squadra è troppo scarsa, così come l'altra parte, questa squadra è fortissima, meritava l'Europa. Io credo che, come al solito, la verità stia più o meno a metà strada, nel senso che ci sono alcuni giocatori che hanno reso meno di quello che potevano rendere. Cioè, faccio l'esempio di Esposito, no? Che spesso viene utilizzato come Seba. simbolo di una stagione un po' così. E comunque ha fatto 6 gol e 5 assist. Le ha giocate tutte, avrà corso tanto e via dicendo, però poi alla fine come fai a bocciarlo? Cosa ti aspettavi di più? 12 gol e 10 assist? Cioè il doppio di quello che ha fatto? Boh, non lo so. Il problema è che sono mancati gli altri. Cioè, Certo, non è il problema il discorso è quello. Poi è anche una squadra che ha cambiato radicalmente interpreti col passare dei mesi. Cioè, io torno a dire, chi ha visto, è perché qualcuno c'era, di quelli che ci ascolta, c'era in ritiro a Ponte di Legno, avrà visto un Cagliari che insisteva su determinati giocatori. Ora, quanti di quei giocatori c'erano? Cioè, l'attacco titolare era Piccoli, Luvumbo, per dire. Quando giocavano a 3, Zortea, Piccoli, Luvumbo, Zortea, Piccoli, Felici. Felici l'hai perso a gennaio? Dicembre, quando era? No, dicembre. No, dicembre, l'hai persa a dicembre. Dopo che, ricordiamoci, Felici stava andando a Venezia l'ultimo giorno di mercato. Sì, praticamente venduto. Sì, certo. Ricordiamoci anche questo. A centrocampo avevi Prati, perché l'altra cosa da fare quest'anno era lanciare Prati, recuperare Prati, mettere Prati al centro del percorso, del progetto, scusami, non del percorso. Prati non è stato, cioè alla fine è stato mandato via l'ultima settimana di mercato invernale, dopo anche in quel caso un campionato di montagne russe. Cioè, ripeto, il Sassuolo, che sta performando per quelli che sono, secondo me, i suoi valori, ha una identità di gioco che teoricamente è molto simile a quella che dovrebbe avere il Cagliari. Blocco basso, centrocampo fisico e con giocatori comunque tecnici, due mezzali che si inseriscono, e attaccanti, cioè due esterni fenomenali e un centravanti che segna. Ecco, quello deve essere un centravanti medio, perché Pinamonti non è che sia un bomber. Però, sì, però lo vorrei tanto io, sinceramente. Certo. Per quanto sia il centravanti in medio. Per dire, dei io tre là davanti, se tu decidi chi prenderesti tra Berardi, Lorientè e Pinamonti, prenderesti Pinamonti? Dovessi decidere? Io prenderei sempre Berardi, ovviamente, se posso scegliere chi prendere. Quindi Però, diciamo che dei tre tolto Berardi, meno che tanto non lo togli, cioè non glielo prendi, però Lorientè comunque è una squadra che anche in Serie B ha fatto il vuoto, perché di fatto ha sfruttato questo tipo di caratteristiche, e in Serie A ha aggiunto Matic, ha aggiunto Conè,
aggiunto Izes dietro, ha aggiunto Muric in porta, poi per il resto, insomma, ha puntellato di fatto una squadra che è un gruppo che era già quello più o meno dell'anno precedente, però anche lì grosso, è arrivato a Sassuolo l'anno scorso, potendosi permettere di dire benissimo, io voglio questo, voglio che quello vada via, voglio che quell'altro giochi da un'altra parte e quant'altro. Perché? Se lo poteva permettere, perché arrivava comunque dalla vittoria del campionato di 2 anni prima con il Frosinone, un allenatore insomma, che in Serie B ha sempre fatto la differenza, e quindi insomma, cioè, il progetto era diverso rispetto a quello di quest'anno, senza considerare appunto, come dice giustamente Traccada, che lì c'è una proprietà che ha sempre investito che ha sempre investito e che ha sempre reinvestito poi quello che il valore che ha saputo creare, perché pensiamo a quanti giocatori il Sassuolo ha valorizzato negli anni e quanti bei soldini si è fatto negli anni, perché sicuramente cioè chiaramente un po' come, chiaramente non come il Como, perché il Como per adesso ha soltanto investito, ma vedrete sicuramente nei prossimi 2-3 anni che verosimilmente il Como inizierà anche in questo caso a recuperare una parte di quello che avrà investito, vendendo a cifre molto alte i giocatori valorizzati. Però tornando al discorso del Sassuolo, restando solo sull'aspetto tattico, unicamente tattico, quello per me deve essere il modello, cioè una squadra con esterni in grado di fare la differenza, con una difesa che si sappia fare valere contro grandi e piccole, cioè una squadra che segue un'idea di gioco chiara, che è quello che quest'anno non si è visto, o si è visto soltanto a tratti, ecco, diciamo così, durante la stagione. Ha cambiato tanto, ha chiamato tante volte faccia il Cagliari, lo abbiamo detto, lo abbiamo anche sottolineato questo. È chiaro che sono tutte situazioni che in vista dell'anno prossimo poi andranno valutate bene, ecco. Ripeto, perché se no resta l'idea, almeno a me, di una stagione buttata, cioè l'ennesima stagione in cui tiri a campare e poi l'anno prossimo cioè come finisce il campionato, si traccia una linea e si ricomincia da zero. Si resetta di nuovo punta a capo. Secondo me non è un qualcosa che può far crescere una piazza, un progetto generale, non il progetto, cioè un progetto in generale, ok? E quindi, insomma, per quello che dico, l'anno prossimo per me Pisacane, cioè si deve ripartire da Pisacane, a patto però di dargli una squadra che lo aiuti anche a avere i risultati, perché poi questo è perché secondo me io non dico di stravolgere la rosa tra non dico di stravolgerla, io dico di cesellarla, che è diverso, cioè prendere giocatori più funzionali. Quest'anno secondo me sono arrivati giocatori che poi alla fine non erano funzionali, e lasciamo io non sto citando Kilixo in questo elenco, perché secondo me Kilixo poteva anche essere funzionale in qualche modo, per cui vedremo l'anno prossimo, cioè l'anno prossimo, tra qualche mese, non l'anno prossimo. Sì, ormai ci siamo, ormai mancano 5 giornate. Tra qualche mese, vediamo un po'. Abbiamo il nostro... Facciamolo entrare. Tanto la gente è qua per lui, lo sappiamo. Certo. Buongiorno, buona settimana, dottor Paone. Solo per lui. Buongiorno. Avete finito di prendere per il culo? Cosa l'ho detto, la gente è qua per te. Esatto, noi ce l'ho chiesto. Guarda, te lo faccio anche vedere, aspetta che lo trovo. C'è un commento, guarda. Mi è sembrato un pochino... Tu non mi credi quando io dico le cose, Sono venuti solo per che te. Luca
prima che lo trovi. Eccolo qua, guarda. Ecco qua, vedi? Buongiorno. Io qui solo per le perle di Paone. Vedi? Benissimo. Quindi, ad esempio. Quindi non ti bene. Come stiamo intanto? Ma io bene, però vi ho sentito un po' sul mosciarello tutti e due. Cosa c'è? Un weekend. Guarda anche qua. Guarda. Ivan, un weekend sportivamente parlando devastante. Cioè, beh, questo sì, quindi... per le squadre sarde e di ogni tipo sai di bene. sport e categoria. Esatto. Cioè, tra una cosa e l'altra, soprattutto il professionismo è stato un disastro su tutte le ruote, come si suol dire. Però parliamo un po' di Cagliari. È andato bene Ivan. il Napoli. appunto. Parliamo un po' di Cagliari al volo e poi facciamo entrare, che vedo che è arrivato anche il secondo ospite, che in realtà è il primo ospite, ovvero mister Carlo Cotroneo, allenatore dell'Ossese, ma facciamo prima un passaggio rapido con Ivan e poi lo facciamo entrare. Proprio un commento al volo su Inter Cagliari, cosa ti lascia? Vabbè, commento è molto relativo, un buon primo tempo, poi l'Inter come ha aumentato i giri del motore c'è stato poco da fare, ma va così. Stiamo parlando della squadra nettamente più forte d'Italia con una grandissima differenza rispetto al Cagliari. Fa poco testo, ecco, io capisco i tifosi che poi vorrebbero vedere la loro squadra sempre vincere. Comunque questo quando si gioca con l'Inter non è possibile. Quest'anno solo il Milan è riuscito a fronteggiare il Milan negli scontri diretti, poi per il resto ha vinto dappertutto, ha umiliato il Como delle Meraviglie e via discorrendo. Quindi non fa testo, si volta a pagina. Al momento, in questo momento la stagione è appena sufficiente per il Cagliari, perché non dimentichiamo che restare in Serie A è l'obiettivo primario. Sin quando il Cagliari resta in Serie A il giudizio non può che essere positivo, però non registriamo una crescita rispetto all'anno scorso. Vedremo, ne parliamo dopo. Gioco, né sul piano dei risultati. Esatto, esatto, è un tema molto, perché poi oggi Ivan bisogna parlare più che della partita, chiaramente di venerdì. Oggi è tempo di parlare un po' più di scenario, un po' più di situazione, anche con vista sul futuro, ovviamente. Ma ripeto, recuperiamo ora il primo ospite di oggi, che ha avuto qualche piccola difficoltà di collegamento. Forse ecco, lo vedo sorridere. A smaltire dopo la festa di ieri. Sì. Glielo chiediamo. Buongiorno, mister Carlo Cotroneo, allenatore dell'Ossese, come stiamo? Buongiorno a voi, grazie, scusate purtroppo un problema con il telefono, quindi non sono riuscito, mi hanno aiutato, se no se era per me e meno male, l'aiuto è sempre prezioso. Beh, come diceva Ivan, insomma, state ancora smaltendo la sbornia per questa promozione. E poi mi hanno pure detto che non era la festa e quindi ancora peggio. Quindi c'è la preoccupazione per il futuro. No, Francesco, se posso dire, io sono quasi cittadino onorario di Ossi perché ho tanti amici, ecco. È un paese vicino a Sassari, quindi posso confermare che quello di ieri è stata un'improvvisata. Poi la festa sarà tutt'altra cosa. C'è l'antipasto, un aperitivo, diciamo così. Ossi è il paese delle lumache, perché è famosissimo per i raccoglitori di lumache. E infatti siamo andati lentissimi quest'anno. Mister, allora parliamo intanto chiaramente anche della soddisfazione, no? Finalmente una promozione storica, l'abbiamo detto prima, l'Ossese era anni che stava cercando di raggiungere il traguardo Serie D, molto spesso tramite la Coppa Italia regionale, poi con i playoff nazionali, però per un motivo o per un altro non si era mai riusciti a coronare appunto questo sogno. Invece quest'anno un cammino trionfale di fatto, 0 sconfitte, 15 vittorie, 14 pareggi, insomma davvero una grande marcia, nonostante la grande difficoltà del campionato, perché insomma noi non facciamo, lo ripetiamo sempre quando abbiamo ospiti appunto del protagonista dell'eccellenza, perché se il campionato dell'eccellenza sardo è sempre stato di un ottimo livello, quest'anno secondo me ancora di più
tante squadre che hanno lottato quasi fino all'ultimo per la vittoria, poi voi e l'Ilva avete preso il largo all'ultimo, la Nuorese ha provato a reggere il colpo, però insomma poi anche la maggiore esperienza vostra e dell'Ilva ha fatto la differenza, però ecco, ieri voi avete vinto in casa contro la Ferrini, l'Ilva ha perso in trasferta contro il Villasimius, avete potuto festeggiare. Intanto le chiedo se si aspettava questo tipo di camminata da parte vostra. Beh, diciamo, io quando sono stato chiamato, l'Ossese aveva qualche problema e ovviamente hai detto bene. Ecco, così. Questo È arrivata la chiamata. Sulla risposta. Sulla risposta che non avremo. Allora, secondo me è svenuto per la lunghezza della domanda. Guarda, quando stavo facendo la domanda ho pensato Ivan adesso mi crocifigge e giustamente è andata così, me lo sono meritato perché effettivamente è andata così. È crollata la linea nel frattempo. No, non lo vediamo. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Certo, andiamo avanti. Andiamo avanti. Ritorniamo al lato Cagliari. Stiamo parlando un po' del discorso scenario futuro e scenario anche presente, Ivan, perché io ti chiedo 5 giornate alla fine, che cosa ti aspetti in questo finale di stagione da parte del Cagliari, prima di parlare del futuro? Tanto mi aspetto la salvezza, perché qua state facendo i conti senza l'oste, perché mancano ancora un po' di punti perché il Cagliari si mette in salvo. Le prossime 5 partite teoricamente sono partite un po' fuori portata rispetto al Cagliari. Aiutatemi, facciamolo insieme. Atalanta, che è una Atalanta, Bologna, Udinese, Torino e Milan. Voglio dire, sono squadre che stanno tutte sopra il Cagliari. Mi direte, mancano le motivazioni. Vabbè, anche il Sassuolo va a poche motivazioni e ha battuto il Como. Non si può fare questo conto. Quindi, intanto mi aspetto che il Cagliari racimoli quei punti che ancora gli servono. E poi è il momento delle decisioni non facili, perché il campionato ha dato risposte contraddittorie. Per esempio, Chilixoi è da riscattare sì o no? Pisacane da confermare sì o no? Io dico subito sì, però siccome non sono io il presidente del Cagliari, insomma, sarà una decisione. Belotti è da rinnovare sì o no? E via discorrendo. Come sostituire Palestra? Perché il grosso problema in questo momento è che il Cagliari ha come sbocco offensivo, l'unico sbocco offensivo del Cagliari è Palestra, perché purtroppo questo si è verificato probabilmente a causa degli infortuni a raffica che hanno colpito l'attacco, un attacco che è migliore di tutti quelli delle squadre che lottano per la salvezza, però negli ultimi tempi si è inceppato in maniera clamorosa, che il Cagliari non segna praticamente più. È comprensibile, Belotti si è rotto il crociato, Felici idem, Borrelli è rimasto 7 giornate fuori, Pavoletti è indisponibile, Chilixoi è entrato in un cono d'ombra del quale non si vede l'uscita, quindi tutto il peso offensivo è sulle spalle di Esposito, che però non è bomber da 15 gol a stagione, come dimostra la sua carriera, e su Chilixo e sulle iniziative di Palestra, che il prossimo anno non ci sarà. E quindi non pochi problemi da risolvere. Sì, no, ma poi quello che dicevamo prima, appunto, era il fatto che Esposito è l'unico che fino a questo momento ha numeri alla mano, ha dato il suo contributo a livello realizzativo con 6 gol e con 5 assist, cioè 11 gol del Cagliari passano dai suoi piedi. Siccome parliamo di una squadra che ha segnato poco quest'anno, quindi è chiaro che il suo contributo è assolutamente comunque positivo. Sono mancati gli altri, Ivan, per motivi vari, no? Sono mancati gol dal centrocampo, sono mancati forse anche qualche gol in più da parte delle altre di Palestra. Palestra ha fatto un gol, a Firenze basta, a livello gol. Solo a Firenze ha segnato Palestra. Attenzione, Palestra è un terzino,
No, Sì, adesso è sì, chiaro sì. che è un Sì, terzino sì, sì. dirompente, Terzino offensivo. sì, poi gioca naturalmente anche, gioca a ala praticamente. Sì, qualche gol in più e c'è da aspettarselo da lui. I motivi li avete rapidamente elencati voi. C'è da dire anche un'altra cosa, che a inizio stagione l'assetto del Cagliari era Prati centrale, con Esatto. la richiesta, l'obiettivo di Pisacane di trovare gol di centrocampisti da parte di un pochino di Prati. E ricordate le parole di Pisacane: Prati non lo voglio vedere schiacciato sulla difesa, lo voglio vedere a ridosso dell'area avversaria per cercare di più la porta. A dopo chiedeva inserimenti di Adopo e qualche gol di Adopo. Non dimentichiamo Foloruncio. Foloruncio è fermo a un gol, poi purtroppo è stato 2 sfortunatissimo perché gol. quando ha segnato il primo due, sì, Sì, scusa, Pisa, due, non sì, si fa male, certo, poi Pisa Parma. e poi Parma, e poi quando segna col Pisa si infortuna e sta fuori 3 mesi, quindi colpo di sfortuna micidiale anche in questo caso. Però tutto questo progetto tattico, cioè di Prati, Adopo e Fornuncio, che avrebbero dovuto sostenere un attacco sul quale gravavano inevitabilmente alcune incognite, è venuto a mancare al punto che Prati non c'è più, che Gaetano è stato trasformato in centromediano, in playmaker. Tutta questa incertezza adesso si sta riverberando sulle difficoltà finali. Anche su questo va poi trovato una quadra, cioè anche il futuro di Folonuscio va discusso. Ricordo male o c'è un diritto di 8 riscatto? milioni di 8 diritto di milioni, sì, sì. riscatto. È una punta, è una mezzala, Una che mezzala. è partito a fare l'attaccante a inizio stagione, no? Perché giocavano i tre davanti. Poi è stato schierato nel suo ruolo, come dire, naturale di mezzala. Poi ha fatto addirittura il centravanti per necessità. A Milano ha fatto il panchinaro. Insomma, bisogna che Pisacane e la società capiscano qual è il futuro di Foloruscio, se vale la pena riscattarlo. Sicuramente non a quella No, cifra. esatto. Quella Così cifra come no. Kilixoi non a quella cifra, cioè se tu hai la Perché noi possibilità stiamo di parlando di 10 sederti milioni di riscatto. 12, 12, 12 Siete sicuri? al sì, sì. 100%. Come i piccoli. Perché però, Come il riscatto dei piccoli dello scorso anno. solo che Piccolo ha fatto 10 gol l'anno scorso. Infatti. Sì. Più 1 o 2 in Coppa Italia. Chirichio è ferma a 4, fatti tutti in una volta e poi è sparito. È un grande problema. Non è un passaggio facile perché di mezzo, tra l'altro, c'è il mutamento societario e la questione stadio. Infatti, quindi ci sono diverse situazioni. Io su questo, perché abbiamo parlato un po' del discorso della squadra, eventuali riscatti, ma la vera domanda è questa, Ivan. Cremonese e Lecce sono in grado di fare 6-7 punti nelle ultime giornate. Il Cagliari in queste 5 giornate è in grado di fare quei 2-3 punti che gli mancano per poter avere l'aritmetica salvezza? La risposta è sì a tutte e due le domande. Adesso non ho presente il calendario di Cremonese a Lecce, però può essere che 2 vittorie le facciano, perché può darsi che domani il Lecce vinca. Certo, il pareggio Cremonese-Torino agevola molto il Cagliari, perché la Cremonese ha perso un treno dopo aver perso quello di Cagliari. È evidente che fra Cagliari e Torino la Cremonese sperava di fare bottino pieno Certo. e di mettere quasi al sicuro, comunque di aprire veramente il discorso salvezza, non c'è riuscita, quindi la Cremonese ormai ha un piede in Serie B. Però le finali di campionato sono sempre molto strani qua in Italia, perché ci sono risultati che sfuggono, perché purtroppo qua in Italia e solo in Italia abbiamo la grande incognita delle motivazioni. Affrontare squadre anche forti, prive di motivazioni, è un vantaggio, ma questo avviene solo in Italia perché abbiamo questo cattivissimo vizio, questo pessimo vizio di quando non ci sono le partite che contano veramente, di scendere in campo un po' rilassati. Questo in Inghilterra non succede. In Inghilterra una squadra retrocessa può essere pericolosissima per una squadra che invece ha un obiettivo
da raggiungere, perché hanno questa mentalità, giocare sempre perché lo impone la correttezza sportiva, la impone la correttezza nei confronti dei propri tifosi, che vogliono vedere sempre la loro squadra giocare bene e vincere. Qua in Italia non succede, gli stadi delle squadre che non hanno più niente a chiedere al campionato si svuotano, si scende in campo spesso molto rilassate, quindi diventa un po' un terno al lotto. Però insomma diciamo che il Cagliari naturalmente è in pole position in questa corsa a tre, no? Su questo non c'è alcun dubbio. Un Atalanta che è reduce dalla semifinale di Coppa Italia potrebbe avere anche un po' di pile scariche. Con un Cagliari così in precarie condizioni bisogna anche contare sulla debolezza effimera e temporanea sperata dell'avversario. Sperata, esatto. Ringraziamo tanto Claudio per la donazione, grazie mille. Grazie a Claudio. Giusto per darti un po' il calendario, la Cremonese gioca a Napoli venerdì, poi gioca in casa con la Lazio, ha il Pisa in casa, va a Udine e l'ultima ha il Como. Questo è quello della Cremonese. Il Lecce invece... Guarda, teoricamente potrebbe fare 4 punti, per battere il Pisa e pareggiare con Udinese, detto? A Udine oppure alla Lazio in casa e l'ultima al Como. La Lazio è una brutta bestia, però sardo Lazio ha vinto 2-0 a Napoli, ne fa 4 alla Cremonese. No, la possiamo accreditare i 4 punti, mi sembrano insufficienti, quindi sì, il Cagliari è veramente un passo dalla salvezza, però è pura teoria. E comunque, certo, insomma, come sempre, insomma, come sempre. però è lecito, è lecito e obbligatorio attendersi al Cagliari qualche buona prestazione. Non può arrivare a fine campionato perdendo a destra e a sinistra e sperando che la Cremonese affughi da sola, insomma. Qualche cosa in più è lecito attenderselo. Anche perché io ricordo le parole del presidente Giulini quando il Cagliari, vincendo a Verona, raggiunse praticamente la salvezza. E dalla società arrivò l'input, però adesso vogliamo vedere il bel gioco. E a fine stagione non abbiamo visto il bel gioco, grazie Nicola, vattene a casa. Questo io lo ricordo bene. Quindi adesso ce lo ricordiamo. Io mi attenderei che qualche buon risultato, qualche buona partita o che la salvezza, perché se no... Esatto. Siete d'accordo? Ivan, sì, assolutamente come sempre. Assolutamente, altrimenti avrei interrotto il collegamento. Come sempre ho detto, quindi insomma, lo sai. no. Ma Cotroneo l'hanno coinvolto in altri festeggiamenti. No, è lì, ma lo recuperiamo dopo, non ti preoccupare, lo recuperiamo io non dopo. Mi preoccupo. No, ti chiedo un commento sulle parole su Chilixo invece, da parte di Pisacane. Ecco qua. Hai visto? Si è sabotato da solo. Questi lunedì meravigliosi. Fantastici. Sembra fatto apposta. Sembra fatto... alle domande X. Eccola, aspetta. Ecco. Ivan, mi sentite? ti hanno chiamato. Sì. Cos'è successo? Cosa è successo? Sì, ti sentiamo, ma tu non senti noi. Ovviamente. 100%. Mi sentite? Sì, noi ti sentiamo. Aspetta, che adesso fare? Che bello. È dura lunedì, È dura di lunedì. Vabbè, adesso facciamo una cosa bella. Ivan lo mettiamo in panchina, facciamo entrare Mister Cotroneo. Mister, è il tempo di riparlare di Ossese. Ivan aspetta qualche minuto lui. Facciamo il turnover. Va bene. Era in debito di una risposta, cioè sulla stagione, no? Sulla camminata. Una stagione straordinaria, insomma, ripeto, siamo partiti con un po' di ritardo e ovviamente quando subentri sono tante cose che bisogna mettere a posto e ovviamente questa era una società, stavo dicendo, che emergente, che negli ultimi anni ha fatto grandissimi risultati da dove sono partiti, dalla prima categoria, e negli ultimi anni hanno sfiorato tramite Coppa o spareggi il salto di categoria. E quest'anno i presidenti avevano deciso di metterci qualcosa in più per cercare di fare questo salto. E inizialmente le cose non andavano bene, poi sono stato chiamato e abbiamo cercato di
andare a ritoccare qualcosa che secondo me mancava, secondo le idee. Ovviamente ogni allenatore ha le proprie idee, io ho le mie, quindi siamo andati a cercare giocatori che facessero al nostro caso. È una squadra che soffriva molto, inizialmente ha avuto tanti problemi fisici, quindi dopo il mio arrivo abbiamo fatto 4-5 partite con un organico veramente ridotto, perché mancava un mese al mercato, quindi ci sono state tante sofferenze. È vero che, come avete detto giustamente voi, è quello che ripeto anch'io da qualche anno, che l'eccellenza sarda è come se fosse un interregionale, perché è un campionato veramente molto difficile, logisticamente molto più importante di tutti gli altri gironi, perché non penso che ci sia un'altra regione dove una squadra fa 300 o 400 km per andare a fare una trasferta, e quindi questo è molto impegnativo sotto il profilo anche economico delle società, perché affrontare delle trasferte, andare a giocare a Villa Simios, a Carbonia, alla Cagliari, pensate anche 2 anni fa quando io ero alla Maddalena, quindi figuratevi voi, devi partire per forza il giorno prima, altrimenti veramente lasci troppe cose al caso. Quindi è stato veramente difficile. Il campionato, la fortuna nostra è stata quella che il campionato è molto equilibrato quest'anno più che mai, perché erano veramente 5-6 squadre attrezzate per fare veramente molto bene. Se pensiamo che è retrocessa la Ferrini, dove ha dei giocatori, ottimi giocatori, tra cui qualcuno che io ho anche cercato, quindi fa capire che il campionato era veramente molto equilibrato. E siamo stati noi bravi e fortunati nei momenti importanti dove abbiamo fatto una serie di vittorie, dove lì le altre hanno un po' zoppicato, e quindi siamo riusciti a riacciuffarli, perché eravamo al mio avvento, mi sembra, a 7-8 punti dalle prime, eravamo, se non sbaglio, ottavi in classifica, perché avevamo quasi tutte sopra, quindi è stata veramente una gran bella cavalcata, e devo dire ragazzi eccezionali, società molto disponibile in tutto, e quindi merito insomma di tutta la situazione, ripeto, anche perché è un paesino che penso che una situazione del genere spero che gli possa capitare di nuovo, o spero di essere io protagonista di altre situazioni meglio di queste, però insomma abbiamo fatto veramente una grande stagione. Qual è stata secondo lei la partita in cui ha capito vinciamo noi? E diciamo che secondo me la partita chiave è stata la seconda di ritorno con il Iglesias, dove noi avevamo pareggiato con la Maddalena in casa, dove è stata una partita molto particolare, c'era stata la nebbia, la partita era stata sospesa, siamo andati sotto neanche un'azione era, quindi e l'abbiamo recuperata con la Maddalena al 92esimo, e ad Iglesias è stato secondo me la trasferta dove ha fatto capire ai ragazzi che potevamo fare qualcosa di importante, e da lì è partita, insomma abbiamo fatto, mi sembra, 6 vittorie consecutive, e da lì le abbiamo raggiunte, addirittura siamo andati sopra 4 punti alle altre, quindi noi in 6 partite eravamo mi pare al giorno di ritorno a 5 sotto dalla Maddalena, in 6 partite abbiamo recuperato 9 punti, che è una cosa che da fuori potrebbe sembrare semplice, ma non lo è assolutamente, insomma. Quindi poi con squadre importanti, diciamo, la Nuorese quest'anno ha fatto un campionato stratosferico, grande merito dell'allenatore, della società, hanno fatto veramente un grande lavoro. La Maddalena la conoscete meglio di me, insomma, è una società che fa di tutto per vincere il campionato. E lo stesso Iglesias è una squadra importante che ha perso la finale di Coppa, e mettere dentro anche il Lanusei che ha fatto un grandissimo giro di ritorno eccezionale, l'Uri che era una di quelle candidate, insomma diciamo che è un campionato molto molto equilibrato, e ripeto siamo stati bravi e fortunati in certi momenti dove sono capitate delle coincidenze, dove noi abbiamo fatto bene e gli altri hanno zoppicato, quindi questo fa parte del campionato, insomma. Quanto ha aiutato la sua conoscenza dell'ambiente Ilva in questo testa a testa? Cioè, c'è stato ogni tanto, no? Dice, forse secondo me può andare così. Ma oppure sai, il no. calcio, io sono abituato nella mia carriera di non farmi mai
progetti. Io sono abituato a lavorare e giocare la partita la domenica, e quindi prendere il massimo da ogni domenica. E la Maddalena sapevo e l'ha dimostrato che è una squadra che non molla mai, e che la società rappresentata da Enzo Del Giudice è una persona stratosferica, che non avrebbe mollato niente, avrebbe fatto di tutto però ero anche in cuor mio, sapevo che il mio avvento sulla panchina dell'Ossese aveva un attimo destabilizzato anche la società, perché sapendo ovviamente l'anno prima avevamo vinto insieme, sapevano come lavoravo, quindi anche quello probabilmente ci ha dato una mano. Ecco, diciamo che non dico la paura, perché la paura non ce la deve avere nessuno, però sapendo che dall'altra parte c'è un allenatore che lavora in un certo modo, sicuramente un po' di preoccupazione l'abbiamo data, e forse è stata quella, speriamo, diciamo che è andata così, dai. Mister, nel ringraziarla le chiedo due cose rapidissime. La prima, se ha una dedica per questa promozione, per questa vittoria, e la seconda, lo ha già detto, se lei l'anno prossimo si vede seduto sulla panchina bianconera in Serie D. Allora, la prima ovviamente la dedico ai miei familiari, ovviamente sono le persone che hanno più sofferto, e quindi ecco. E la seconda, sì, probabilmente ci sono già degli accordi quasi taciti, però ecco, dobbiamo vedere insomma se ci sono tutti i presupposti, perché quando si vince è troppo facile dire tutto bene, però io sono uno che analizza molto e ha guardato molto in questi 5 mesi questa società, che ha una voglia incredibile di fare calcio, però essendo un paese ci sono stati tantissimi problemi che voi sicuramente conoscete meglio di me, che io non vivo in Sardegna, e sai, tante cose uno le deve considerare, perché quando vinci va tutto bene, però bisogna capire che il calcio non sempre si vince, quindi le cose non possono andare sempre bene, quindi bisogna valutare tante situazioni. Io faccio questo di lavoro, al presidente ci siamo conosciuti e ce lo siamo detti tante volte. Io non ho nessun problema, se ci sono le condizioni, sono allenatore dell'Ossese sicuramente. Molto bene, mister, grazie, davvero, grazie, ancora complimenti per la promozione. Speriamo di sentirci presto, perché vorrebbe grazie dire a voi che dell'invito, sarà gentilissimi nell'attesa. da sentirsi. Grazie a lei, davvero, grazie a lei, mister. Grazie, un abbraccio, grazie. buon lavoro. Buon lavoro, arrivederci. Eccoci qua. Eccoci qua. Mi sentite ora? Sì, forte e chiaro. Forte e chiaro. Guarda, sai cosa è successo? Ti hanno chiamato. Che ho ricevuto una telefonata di un mio amico che ha insegnato per 15 anni a Ossi, poi da quest'anno è stato trasferito a Sassari, dicendomi: oh, guarda che devi finire alla festa dell'Ossese, che lo so. Ma non sto scherzando, no, ma io ci credo, ci credo. Salutiamo Antonio anche su questo. Sei sparito sulla domanda, sulle parole di Pisacane su Chilixoi. Quindi ecco, è questa la domanda che io non l'ho sentita, la domanda. Okay. La domanda era quella. Ecco, allora Chilixoi, un commento sulle parole di Pisacane su Chilixoi. Sì. Insomma, io non credo che... Allora, Pisacane è stato colpito da moltissime critiche per non aver fatto giocare Chilixoi nell'ultima partita. Però non dobbiamo dimenticare che quando nessuno si aspettava di vederlo in campo, Chilixoi è stato schierato a Pisacane. Quindi non penso che l'allenatore del Cagliari abbia qualche preclusione nei confronti di questo giovane attaccante turco. Se non lo sta facendo giocare, le parole sono state chiarissime, non è in condizioni di giocare. E devo dire che questo si vede a occhio nudo. Mi sembra un calciatore che abbia qualche problema fisico, di forma, e probabilmente anche dal punto di vista dell'approccio al lavoro, al campionato italiano, abbia perduto quella freschezza che lo aveva contraddistinto nella parte centrale del campionato, quando sembrava l'uomo della provvidenza. E quindi credo che Chilixoi debba mettersi a regime, lavorando di più, con più concentrazione, e non credo che Pisacane gli negherà spazio
in questo, se le cose andassero così. Quindi sono completamente d'accordo a metà con Pisacane. No, la domanda Come che disse ti faccio... Garzia, La non ha mai dire domanda... gol. Esatto. Ragionamento più che condivisibile. Ma manca un mese, Ivan. Cioè tu in un Esatto, mese sono riesci a 5 rimetterti in giornate. forma? Esatto. Cioè la domanda vera è questa. Cioè, perché è giusto a livello di ragionamento quello che hai detto. Ci sarà il tempo perché questo succeda? Questo è il grande problema di fronte anche a una cifra elevatissima, come dicevate voi prima, per il riscatto. Forse è il più grande dubbio del Cagliari in questo momento, perché a un certo momento ricorderete le parole di Angelozzi, quando gli chiesero Chiriksoi verrà riscattato, gli rispose di getto, ma saremmo dei pazzi a non farlo, si vede lontano un miglio che questo è un predestinato. E adesso non ne sarei tanto sicuro. Qual è il vero Chiriksoi? Quello di adesso o quello che si è intravisto? Perché noi siamo abituati a portare sugli altari, a mettere sugli altari i giocatori che fanno 2 giocate, una partita e mezza buona, ma in realtà i veri giocatori di categoria, di livello, che possono stare a lungo in Serie A, non sono quelli che prendono 9 in una partita e poi spariscono per mezzo campionato. Sono quelli che prendono 7 ogni santa partita che il calendario propone, 7, sempre una media. Certo, poi ci possono essere anche delle giornate negative, ma sempre uno standard costante. Quelli sono i veri professionisti, i veri giocatori utili. Chiriksoi è un punto di domanda. C'è gente pagata per prendere queste decisioni, Angelozzi, Pisacane, c'è il presidente al quale spetterà l'ultima parola, il presidente più i soci americani, perché non dobbiamo dimenticare che adesso a fine maggio arriveranno prima al 50% e poi probabilmente a prendere la maggioranza assoluta, quindi spetterà anche a loro prendere le decisioni. Per fortuna noi possiamo limitarci a commentare Esatto. e non facciamo Dare... facciamo pochi danni. Noi sicuramente non incidiamo. Esatto, Dal in punto di vista nessuna economico maniera. sicuramente non incidiamo. Grazie Carlo Adesso io per la vorrei fare donazione, grazie vorrei fare davvero. una domanda a te, a voi due. Siete pronti? Vai. Vai. Ho letto da qualche parte che lo spogliatoio del Cagliari è una polveriera. Cosa ne pensate? Ho già Ma che cazzo risposto. state ridendo, scusa? Ho già no, perché abbiamo parlato perché ho all'inizio risposto su trasmissione. questa roba all'inizio della Non l'ho chiesto trasmissione. in Se vuoi te lo tanto. dico Capito, ma se voi in mi chiamate sintesi. dopo un'ora di trasmissione, non è mica colpa mia. Hai Cioè, non è ragione. che Ma devo possiamo fare la stare in trasmissione giro alle col 9. telefono. La prossima facciamo alle 9 direttamente? No, Alle 8. svegliatemi allora. Alle 8. Alle 7 mi colazione con potete fare un Ivan. piccolo riassunto? Un piccolo riassunto, me lo potete fare? Piccolo riassunto. Allora, sono Tanto partito da un presupposto. non penserai che chi ha iniziato a vedervi alle 9 sia ancora qui, no? Aumentano, come Aumentano fanno sempre di più. veramente, come tu Il compari picco il con te, numero esatto. sale, come Ho tu capito. scompari Il il picco. numero scende e poi risale, capito? È E così. quindi per le È new così. entry fai un piccolo Esatto. riassunto. Un recap. Allora, è molto Dai. semplice, è Un molto recap, un semplice. riassunto. Un riassunto, Queste diglielo. parole Questi inglesi. inglesismi, diglielo Questo Ivan. inglesismo. Mamma mia, ma Mamma proprio, mia. guarda. Allora, torno a dire quello che ho detto, sarò più sintetico. Anche perché prima ho dovuto allungare il brodo perché Luca stava cercando, lo diciamo, stava cercando di risolvere i problemi di connessione di Mister Cotroneo, quindi mi ha lasciato completamente da solo, Ivan, te lo volevo dire. Bene. Quindi mentre io parlavo vedevo che lui stava impazzendo e quindi io dovevo continuare a parlare perché almeno per coprire il silenzio. Comunque Che immagine adesso cercherò sconfortante. esatto, cercherò di essere più sintetico. Parto dal presupposto che questa è una voce che sta girando da tempo, che il collega Bruno Corda ha rilanciato. Evidentemente Bruno ha delle fonti che sono migliori o diverse rispetto alle mie. Io dico quello che so con certezza, soprattutto lo dico qua in questo spazio. Io non ho la certezza che lo spogliatoio sia una polveriera,
e quindi non lo dico. Se Bruno lo dice, evidentemente lui ha delle fonti diverse che gli garantiscono questo. Io posso da fuori soltanto analizzare determinate situazioni. Io ho visto la risposta l'esultanza di Esposito al gol contro la Cremonese, che va insomma da Pisacane, mi pare che sia abbastanza evidente. Che ci siano alcuni giocatori che sicuramente non sono felicissimi anche del poco spazio che stanno avendo, credo che anche questo sia evidente. Che Pisacane abbia un carattere abbastanza ruvido per certi versi è un altro dato, credo abbastanza di fatto, anche se poi è una persona assolutamente affabile. Quindi io dico questo, non ho la notizia, quindi se non la ho con certezza non la do. Se Bruno l'ha data vuol dire che evidentemente lui è consapevole di avere questa notizia e fa bene a darla. Ecco, questo, io ho detto questo. Poi non so tu come la veda su questo. Meno male dovevi essere sintetico. Prima ho dovuto parlare 10 minuti perché Luca non mi lasciava, non mi aiutava, quindi guarda, io credo che non esista uno spogliatoio di calcio al mondo dove non ci sia qualche giocatore scontento. Esatto. Non ho alcuna notizia di spogliatoi polveriera, anzi proprio il contrario, uno spogliatoio molto sereno e molto unito, e questo è un buon viatico per il finale di campionato. Pisacane, la ruvidezza di Pisacane è quella di ogni allenatore che deve prendere decisioni, e quindi concordo con quello che hai detto tu. Insomma, io immagino che Chiliksui non sia contento in questo momento, ma è egli stesso la causa del suo poco spazio. Parliamoci chiaro. Poi chi sono gli altri che hanno avuto poco spazio? Tutto sommato hanno più o meno giocato. Zappa sicuramente. Sì, Zappa, ecco, su Zappa. Gennaio. Sì, Zappa, abbiamo anche sollecitato Pisacane sul punto più di una volta. Lui, ricordo Pisacane che una volta disse di aver parlato con Zappa, e Zappa gli avrebbe detto: vabbè, l'importante è che mi faccia giocare, sì, anche 5 insomma, minuti. non tenermi sempre in panchina. Quindi. Ma io vedo Zappa, un professionista così esemplare, un ragazzo, per il poco che l'ho potuto conoscere, così solare, così disponibile, che faccio fatica a credere che stia mettendo i bastoni fra le ruote alla squadra. No, ma ci mancherebbe, no, ma questo appunto, no, quindi, questo beh, no. vabbè, se lo spogliatoio è una polveriera, questo è. Dire che lo spogliatoio è una polveriera significa che gente che rema contro, che gioca contro l'allenatore, che gioca contro i compagni, che parla male del presidente, che gira lo sguardo al direttore sportivo, questo significa. Cioè, una polveriera è una parola grossa. Sì, certo. Certo. Quindi io non credo che Zappa o Chiliksui può essere scontento, ma ci mancherebbe. Fa bene anche essere scontento, che si muova, che si alleni meglio. Sì, però non lo vedo, diciamo, come l'anima di un'eventuale fronda. Direi di no. Esatto, Pavoletti, secondo me Pavoletti può essere scontento, no? Pavoletti ha problemi al ginocchio, non può giocare, credo. Ma Belotti, che ha giocato 2 o 3 minuti, ma l'avete visto l'esultanza di Ma Belotti? la voglia che ha Belotti, ha una voglia incredibile Belotti. Cioè, e secondo voi, io vi faccio una domanda, ma secondo voi giocatori come Mina, come Caprile, come Belotti, come Pavoletti potrebbero permettere a qualche new entry, per usare un inglesismo così faccio contento Luca, di rovinare l'ambiente dello spogliatoio? Io temo di no, guarda. Temo che non sarebbe possibile, come ai tempi di Baresi, Costacurta, Donadoni e via discorrendo, Gullit, Ancelotti. Nessuno di quei giocatori aveva permesso a qualcuno di rompere l'armonia dello spogliatoio del Milan. Quando tu hai tanti giocatori di personalità e che danno tutto in campo, magari sbagliando, è difficile credere che possano permettere a un X qualsiasi di rompere l'armonia dello spogliatoio. Sì, poi detto Ivan, che secondo me... scusa, vai. No, semplicemente volevo dire sul fatto
È ovvio che non sarà uno spogliatoio tranquillo e sereno, ma questo è dato del risultato. Qual è lo spogliatoio certo. tranquillo e sereno? Anche a Napoli non è che A c'è tutto questo Sassuolo. spogliatoio esatto, forse esatto, a Sassuolo, però ci sta che comunque in base anche ai risultati, a delle situazioni che magari sono variate, ma l'ha detto anche lo stesso Pisacane nel rapporto che ha avuto con Luperta. Abbiamo avuto delle incomprensioni, però poi si è tutto risolto. Quindi andare a parlare di una polveriera in una situazione dove, e ve lo dico, ma Francesco lo sa già, il collega di Cremona, dopo Cagliari Cremonese l'1-0, mi ha detto questo: io non capisco chi possa dire che il Cagliari non è un gruppo unito. Al gol contro la Cremonese tutta la squadra è andata verso l'allenatore, Belotti, che non è l'ultimo arrivato, è uno che comunque ha tante esperienze e ne ha vissuto tante. Abbiamo visto come risultato, ci saranno sicuramente delle incomprensioni, ma da qui a dire polveriera, insomma, secondo me è un tantino esagerato. C'è la problematica probabilmente c'è paura, questo sì. Con il primo tempo di Cagliari Cremonese l'abbiamo visto che c'è stata la paura, però insomma da qui a parlare polveriera mi pare assolutamente eccessivo e Ivan l'abbiamo riperso. Questo Adesso è di l'ho nuovo chiamato l'amico di dall'altra. Ossi. Esatto. È di nuovo l'amico di Ossi che lo sta... Riproviamo. Di nuovo l'amico di Ossi? Ti hanno richiamato? Adesso non ci risente però, Non ci sente. no, non ci sente. Mi sentite? Sì, noi sì. Tu ci senti? Ci senti? Io odio il lunedì. È incredibile Odio comunque. il lunedì. Cioè, è proprio... Cioè, salta proprio la connessione. Adesso ve lo sentiamo perché ha acceso l'audio. Ivan, Ci toglilo. senti? Aspetta. Toglilo, prima che dica Sì, cose di esatto, cui ci esatto. potremmo pentire. Eccolo, Proviamo vai. adesso. Adesso ci senti? Non Ci ci senti? sente. Sì. Non Ci ci senti? sente. Non ci No, non ci... sente. Non ci sente. sì, Non ci rientra. sente. Vai. Vediamo un po'. Togli. Vediamo. Vai. Incredibile. Che puntata oggi, eh? Come ogni lunedì che si rispetti. Incredibile. Tra Infatti, problemi di connessione. facciamo dal martedì la settimana. Esatto. Da martedì a venerdì. Per No, che vedere il se cambia lunedì, qualcosa. che il lunedì mattina è la vigilia a poche ore di Cagliari-Atalanta. Vediamo. Ci Ci senti, sei, Ivan? Ivan? Sì, mi sentite voi? Sì, Noi ti forte e sentiamo. chiaro. Allora, il Ascolta, problema a è me che noi ti questi sentivamo ossessi, sempre. a me questi ossessi mi hanno rotto le palle. Che un altro che mi dice... Cioè, Un altro Un ti altro chiama- amico di Ossi ti ha chiamato. sì, Angelino, perché dice che ti ho visto che stavi parlando, ricordi che c'è la festa, hai toccato, ma non vedi che ero in diretta, ma cosa mi chiami a fare? Ascolta, allora, però adesso questo è un aneddoto che non posso raccontare in diretta. Quando stiamo insieme a cena, Va bene. o questa o l'altra sera, ricordatemi di raccontarvi l'aneddoto della telecronaca alla Torre di Lucio Masia, ricordatevelo, Va bene, perché me la ricordo un segno. pochino questo, però è vietata ai minori, non la posso dire, siamo in fascia protetta. Grazie. Vabbè, non vedo l'ora. Comunque c'era la breve domanda di Luca. Esatto. No, che non era una domanda, era una riflessione. Era una riflessione, considerazione. che parlare di polveriera mi pare eccessivo, tutto qua, per farla in breve. Bene. Questo era. Ivan, prima di parlare di questioni societarie, perché poi sono anche temi all'ordine del giorno, ti faccio la domanda che prima hai dato una mezza risposta, te la faccio un po' più specifica, ovvero il Cagliari si salva, ipotizziamo, il Cagliari si salva, ripartire da Pisacane, tu hai detto sì, che squadra dare in mano eventualmente a Pisacane, o meglio, fai molte conferme di quelle di quest'anno oppure cerchi di costruirgli una rosa che effettivamente sia più attinente e adeguata a quelle che sono le sue idee, quindi giocando in ripartenza? Allora, giocando in ripartenza, in realtà Pisacane l'altra volta ha detto che se lui potesse scegliere avere una squadra data sarebbe un giochista, quindi non tanto in ripartenza. Comunque, sì, il punto è questo. Allora, Pisacane deve esporre con chiarezza il suo progetto tattico
al tecnico-tattico, al presidente e al direttore sportivo, e dopodiché andare a trovare i giocatori funzionali. Quest'anno tutto è stato scombinato da una serie di fattori, non ultimo Palestra, perché Palestra è arrivato qui per fare in buona sostanza la riserva di Zappa ed eventualmente di Obert a sinistra, si è trovato a essere il fulcro del gioco del Cagliari, in un ruolo un po' ibrido, un po' esterno destro, un po' alla destra, un po' terzino a sinistra, eccetera. Quindi, sgombrato il campo dagli equivoci, come vuole giocare Pisacane? 4-3-3, 4-3-1-2, quello che è. Dopodiché si vanno a cercare i giocatori funzionali a questo sistema, a questo progetto tecnico-tattico. E tutto questo comporta decisioni pesanti su Kirixoi, su come sostituire eventualmente Palestra se il progetto dovesse essere uguale a quello di quest'anno, sulla conferma di Gaetano centromediano titolare, playmaker titolare e via discorrendo. Sulla conferma di Belotti, ecco, si risponde a tutte queste domande una volta che Pisacani ha le idee chiare, le espone con chiarezza alla società e la società le appoggia, perché la società può anche dire: guarda, a me questa tua idea non mi va bene, andiamo su altro, eccetera. Allora si aprirebbe un problema, perché la sintonia fra società e allenatore è decisiva. Molto bene. Specifico ulteriormente, perché leggo ancora i commenti sul discorso Polveriera, il nome di Bruno, Corda e via dicendo. Io stimo e rispetto Bruno, che è davvero un eccellente collega, un eccellente professionista e quant'altro. Non abbiamo il rapporto che ci sentiamo ogni giorno, quindi non abbiamo parlato di questa situazione. Ognuno ha le sue fonti, ribadisco, ognuno lavora secondo quelle, dalle notizie che ha. Quindi non stiamo facendo la gara a chi è più bravo, a chi è più togo, oppure quello che ha detto Bruno è una minchiata, quello che dico io è giusto. No, non l'abbiamo mai detto. Non mettetecelo in bocca nei commenti, una cosa del genere. Cioè ve lo sto proprio dicendo come avvertimento anche quando poi eventualmente doveste andare a commentare da altre parti. Io rispetto il lavoro degli altri. Bruno, se ha detto questo, evidentemente ha delle fonti di cui si fida, che gli hanno dato sempre in passato buone notizie, cioè notizie buone, non buone notizie buone, e quindi fa benissimo a dirlo. Io non ho queste notizie e quindi non avendo queste notizie non le dico. E non giudico, non dico che ha fatto bene o ha fatto male, è vero o è falso. Se lui lo ha detto, evidentemente lui fa bene a dirlo. Io non ho queste notizie, quindi non le dico, ok? Giusto per chiudere un po' anche il discorso, perché questi commenti, perché poi vi conosco, cioè a molti piace mettere pepe e mettere anche un po' di zizzania tra colleghi e quant'altro. Non c'è stato nessun tipo di confronto, lui ha le sue fonti, io ho le mie, e andiamo avanti serenamente così. Ognuno fa il lavoro che ritiene. Prego. No, c'è una cosa, che quando le cose non vanno bene si dicono sempre due cose. A, che lo spogliatoio è spaccato, B, che la preparazione atletica è stata sbagliata. Ma io vorrei sapere chi di noi, tra l'altro non vedendo neanche uno straccio di allenamento, può dire che la preparazione è sbagliata. È la prima cosa che si dice. Questo è il vero La problema. preparazione. Ci sono super professionisti, c'è un team di professionisti, secondo te sbagliano la preparazione? No, per dire, i luoghi comuni del calcio, no? No, ma è sempre stato così e ripeto, cioè, ognuno fa in maniera onesta e coscienziosa il proprio lavoro, ma non vuol dire che, ripeto, che quello che dice uno è giusto, quello che dice l'altro è sbagliato. Cioè, sia che io mi metta dalla parte del giusto o dello sbagliato, e idem vale per i colleghi. Per cui io parlo di quello che so e non parlo di quello che non so. Ecco, molto semplice. Su questo... Quindi, tornando al discorso societario, invece, Ivan, Sì. c'è in questi giorni, insomma, è uscito fuori il nome di Edoardo Bulgheroni, dirigente sportivo di Varese, famiglia, insomma, di imprenditori di una certa importanza nel ramo
appunto, chiamiamolo dolciario, comunque del cioccolato, della rappresentanza di alcune aziende del cioccolato di livello mondiale, con un passato nella gestione, nella presidenza della Pallacanestro Varese, insomma società storica del basket italiano, attuale proprietario anche ancora dell'impianto dove gioca Varese, citato da Giulini nella recente intervista alla Gazzetta dello Sport, e quindi insomma ti chiedo un po' che idea ti sei fatto anche su questo coinvolgimento di questo nome. Io quello che ho detto, appunto, quello che so in questo caso so che fa parte del gruppo di investitori, perché è vicino a Brian Colangelo per discorsi proprio cestistici, amico di famiglia di Tommaso Giulini. Fa notizia perché di fatto è italiano e perché ha già un'esperienza nella gestione dello sport, e in più l'altra cosa che ho detto, che anche questo è facilmente verificabile, come immagine del suo profilo LinkedIn ha il rendering del nuovo stadio di Cagliari, quindi siccome lui si occupa anche di immobiliare, mi pare facile fare anche un'associazione, no? Per quello che può voler dire poi la gestione degli impianti, l'impiantistica, vista anche la sua esperienza proprio nel basket su questo. Tu che idea ti sei fatto? L'idea è che potrebbe anche entrare nel capitale sociale del Cagliari, naturalmente erodendo parte delle quote di Giulini, perché ormai il percorso è tracciato, ci sono dei patti parasociali fra Giulini e gli americani, ci sono dei passaggi già stabiliti, ci sono addirittura 2 ipotesi di statuto che non hanno mai chiarito poi le parti in causa, ma io penso che siano, nel caso che vada in porto il discorso stadio e nel caso che il progetto nuovo stadio fallisca. Ci sono quindi 2 modi di comportarsi a seconda di come va a finire la questione stadio, che peraltro però mi sembra ormai in discesa. E poi naturalmente il nuovo socio italiano entrerà, se lo vorrà Giulini, e sarà Giulini però a cedergli le quote, mica gli americani. Gli americani, guardate, io non conosco americani che si impegnino in qualcosa se non con l'obiettivo di comandare. Questo ci insegna la storia, questo non solo economico. Anche il presente. È presente. Il presente no, perché in realtà qua fra la coalizione Epstein sta comandando un italiano. Vabbè, è vero anche quello. Però anche Trump fa finta di essere lui il comandante in capo. Mm-hmm. Secondo me non lo è, però anche il presente sì. Gli americani sono convinti di dover decidere il destino del mondo. Sono convinti di dover intervenire su tutto, tengono il piede sull'Europa naturalmente, in vari modi dalla fine della seconda guerra mondiale, e vogliono esportare la democrazia, la libertà. Fatto sta che la esportano sempre in posti dove poi trovano il petrolio, però questo è un altro discorso. Qua stiamo un po' scantonando. Esatto, restiamo sul tema. Sul tema siamo che gli americani sono venuti qua per impadronirsi della società, punto e basta. Tutto il resto può essere una partecipazione, ma tu hai detto benissimo di un imprenditore che ha esperienza in ambito di immobiliaristica e di costruzione di impianti sportivi. Hai detto tutto. Ecco. Non dimentichiamo che il Cagliari deve trovare 200 milioni per finanziare lo stadio. Esatto. Certo. Tra l'altro, perdurando la guerra in Medio Oriente, i costi sono destinati ad aumentare a dismisura. Vero. Esatto. E ogni giorno che passa, chiaramente poi, ovviamente, il problema aumenta da quel punto di vista. Va bene. Cosa aggiungere? Direi che più o meno abbiamo parlato di tutto, no? Sì. Non so se vuoi salutare di nuovo gli amici di Ossi, Ivan, perché non li abbiamo citati abbastanza. Così ti chiamano. Spero che ce ne siano molti in ascolto. Ossi è un paese vicino a Sassari, che però ha una buona tradizione sportiva, perché oltre all'Ossese c'è una squadra di pallavolo che si chiama Smeralda, che fa un campionato di Serie B, sì, con grandi difficoltà. Lo accennava Cotroneo prima. Adesso l'Ossese dovrà iniziare a prenotare voli aerei, programmare trasferte impegnative, e quindi dal punto di vista economico è un paese molto, molto operoso, che non vive soltanto di riflesso di Sassari,
ha una buona tradizione agricola, enologica. Non è una battuta a dire, sono grandi raccoglitori di lumache, che veramente sono specialisti in questo. È un paese molto vivo, con una grande attività culturale, e tutto questo si riverbera nei risultati sportivi, dove un paese vivo, anche se piccolo, può esprimere anche delle società sportive di alto livello. Domanda tranchant, la Torres va ai play-out o si salva secca? No, guarda, non lo so, ha perso una grande occasione contro il Gubbio, quindi il rischio play-out è alto. E la Dinamo? La Dinamo credo sia spacciata. Credo sia Boh. spacciata, sia il tramonto di un'era a dir poco straordinaria. È un miracolo che Sardar ha compiuto in una città in gravissima crisi economica, sociale, di identità senza precedenti. E come dicevo prima, quando una città è in crisi non è in grado di esprimere società sportive di alto livello, è automatico. E quindi Sardar è stato bravo a tenere in piedi questa realtà ad altissimo livello in un momento difficilissimo dal punto di vista economico, però poi alla fine il prezzo si paga. Non credo che la Dinamo riuscirà a salvarsi, però la Dinamo continuerà a esistere, Certo. dovrà programmare una risalita con calma, con idee, con iniziative, con spirito di iniziativa, sperando che Sardar ne abbia ancora voglia. E che magari qualcuno possa anche aiutarlo, perché poi è sempre il solito discorso, no? Che nel momento del bisogno, no? Non sempre tutti gli amici Ma guardate, si Fanno vedono vedere. poi. Esatto. ma guardate che anche la Torres, che è pure governata da un gruppo di imprenditori capaci, sta risentendo delle difficoltà che l'azienda che sta dietro la Torres, Abinsula, sta accusando in questo momento sul mercato internazionale. È tutto Certo. collegato. È chiaro che quando Abinsula inizia a avere difficoltà a causa dell'aggressività dei concorrenti cinesi, è chiaro che la società deve stringere i cordoni della borsa, deve stare più attenta agli investimenti, deve limare gli investimenti, e quindi questo si è riverberato sulla squadra, che ha sfiorato la promozione in Serie B quando non più tardi della... Beh, 2 anni fa seconda, 2 anni l'anno fa. scorso 2 anni terza, fa, quindi ha fatto i playoff. Quindi. ha fatto i playoff, appunto, poi perdendo a vantaggio della Carrarese, no? Ricordo No, ha bene. fatto il primo anno è uscita col Benevento. E il secondo anno con l'Atalanta Under Con 23. l'Atalanta. Con l'Atalanta, sì, è vero che Sì. perse malamente. Sì, esatto. 7-1. È chiaro che c'è stato un regresso, e quest'anno è stato un regresso notevolissimo, aggravato dalla inutile esonero di Greco, che quando è tornato ha avuto il merito di rimettere in carreggiata la squadra. Molto bene, Ivan, grazie. Governano i soldi, ragazzi. Come dimostrate, del resto, come dimostrate voi che fate programmi di altissimo livello, grazie ai lauti compensi che distribuite esatto, a collaboratori, assolutamente. redattori, opinionisti. Soprattutto gli opinionisti. Come dite a Cagliari, che se lo picco su meritano. famine. L'ho detto bene, sì, perché non è che Su famini, però vabbè, dai, più o meno ci siamo, dai, più o meno. Apprezziamo lo sforzo, sicuramente. Grande. Ivan, grazie, come Grazie sempre, a voi, è stato un piacere. Grazie Ivan. Un abbraccio, Buona giornata. Ciao Ivan, ciao. Bene. Eccoci qua. Va bene. Chiudiamo anche oggi lunghissimi. Vabbè, è stato lunedì. Oggi è stata tosta. Grazie, anzi, per la pazienza a tutti coloro che hanno tenuto duro fino a ora. Insomma, siamo tutti vittime, come voi siamo vittime noi di queste situazioni tecnologiche. Purtroppo non ci possiamo fare niente perché non le gestiamo noi, quindi se non avere la pazienza di perseverare. Questo però paghiamo, ecco, noi paghiamo quello per certo. questo servizio. Esatto. La cosa peggiore è quella che noi ogni mese elargiamo, no?
tanti soldini. Va bene. Niente, chiudiamo. Spero, insomma, che si sia fatta un po' di chiarezza su vari temi. No, io ci tenevo a questa roba, appunto, anche del discorso, no, polveriere. Spero di essere stato chiaro una volta per tutte. Ma non basterà, di aver sottolineato una volta di più la stima che ho Certo. nei confronti di una leggenda del giornalismo sportivo cagliaritano, quindi non sono sicuramente in grado di mettermi a paragone, e quindi, ripeto, semplicemente ognuno lavora, fa il suo lavoro. Leggevo prima il commento che diceva: se non si verificano le cose è meglio tacere. Infatti io non avendo notizie non dico niente, evidentemente. Bruno ha altre notizie, ribadisco, fa bene a dirlo, perché il lavoro del giornalista è questo, cioè quando hai la notizia devi informare, punto. Certo. Non c'è nessun tipo Verificarla di giudizio e poi da parte informare. mia, esatto, non c'è nessun tipo di giudizio da parte mia su questo, quindi spero che il messaggio sia chiaro, perché vorrei evitare che poi si venissero a creare inutili polemiche che non esistono, che non devono esistere, perché non c'è spazio proprio per nessun tipo di polemica, soprattutto in un ambiente in cui c'è un rispetto, spero reciproco, assolutamente alto, ma non ho dubbi su questo e non ho motivi per avere dubbi, per cui, insomma, ripeto, ognuno fa il suo lavoro, lo porta avanti con coscienza e con coraggio, aggiungo, perché insomma di questi tempi continuare a fare questo lavoro è veramente un'impresa, e quindi così. Spero, ripeto, di essere stato chiaro. Poi, qualora anch'io dovessi avere quel tipo di notizie, state sereni che, insomma, si daranno. Ve le daremo. Ma siccome sono sempre temi delicati, temi molto scivolosi, no, è un attimo poi rischiare di sbagliare strada, ecco, diciamo così, per cui, ripeto, vedremo un po'. Vedremo un po'. L'appuntamento è anche per stasera, alle 18:15 Bene. con Cagliari Social Arena. Ritornerà questa settimana, la prossima non ci sarà perché il Cagliari giocherà ancora di lunedì, quindi ci saranno 3 ospiti, uno in studio e 2 collegati, quindi vi aspettiamo dalle 18:15 sul canale YouTube, Facebook, Twitter di 131, e quindi vi aspetto numerosi. So che nelle ultime settimane siete aumentati ancora di più, questo ovviamente fa tanto piacere. Commentate, anche perché io non vedo i commenti, quindi facciamo in modo che Dani li metta comunque in visione. Fate anche delle domande, perché comunque oggi avremo anche un decano, ecco, come ospite. Pensavo dicessi fate anche delle donazioni. Pensavo stessi dicendo quello. Proprio oggi Luca perde ogni tipo di scrupolo. Va bene. No, assolutamente. Va bene. Ci vediamo domani. Grazie a tutti. Domattina. Grazie Fra. Buona giornata a tutti. Ciao raga. Ciao. A più tardi. Anzi. A più tardi, esatto. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131.
alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.